Giovedì 17 ottobre, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E buona mattinata anche da Marco Carli. E allora, come sempre, cominciamo con le notizie di cronaca e c'è un'ultima ora, arriva proprio da Catania, commercializzavano in vasta scala, attenzione, torniamo in studio, c'è un muto da sentire, quindi per la regia, commercializzavano in vasta scala in Sicilia quantitativi di gasolio agevolato anche a uso agricolo, evadendo IVA e accise. L'inchiesta della Procura di Catania ha portato all'esecuzione di misure cautelari personali e reali, al sequestro di beni nei confronti di 15 indagati. I reati ipotizzati a vario titolo sono associazione a delinquere, sottrazione fraudolenta all'accertamento, al pagamento delle accise su prodotti energetici, emissioni di fatture per operazioni inesistenti, frode in commercio e autoriciclaggio. A eseguire nelle province di Catania, Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Ragusa la misura cautelare che è stata emessa dal GIP sono stati 45 militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania, con la collaborazione anche di funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli del gruppo operativo regionale antifrodo. Questa è la notizia di questa mattina, delle ultime ore. Adesso invece le altre notizie, gli bruciano la casa, parliamo di un imprenditore di Santa Maria di Licodia, gli hanno ammazzato anche i cani, atti intimidatori nei suoi confronti, lui però ai nostri microfoni dice di non arrendersi, questa è la mia terra, io non me ne vado. Lo shock principale è, oltre all'incendio, è trovare il cane che era chiuso in un recinto. L'aggravante è che è chiuso in un recinto che non ti può aggredire, ed è un cane docile perché era un cane usato per la pet therapy di mio figlio, che è un ragazzo autistico. La ferocia sui cani, la casa data alle fiamme nelle campagne di Santa Maria di Licodia, gli alberi d'uliva abbattuti con una motosega e colpi d'arma da fuoco esplosi in diversi punti della sua azienda. I carabinieri hanno trovato 15 cartucce, una violenza inaudita e che Nino Scarcipino non si sa spiegare. La cosa che strana è questa, che non ho avuto nessuna richiesta né prima e né ora. Nessuno mi ha mai mandato un messaggio di dire, sai, vogliamo questo. Forse sono scomodo perché io lì mi batto per la legalità, per l'acqua che arriva sporca di fognatura, per la spazzatura che c'è per strada. Forse sono rimasto l'unico. Quei 4 che la mattina mi salutavano ultimamente mi hanno girato anche le spalle dei vicini. Il giorno dopo la denuncia, il secondo attentato. Nino trova le saie rotte, il terreno allagato. Lui e la sua famiglia, chi gli sta vicino, si rimboccano le maniche. In quei 11 ettari di terreno, oltre a produrre oli e ortaggi, voleva creare una fattoria sociale per bambini disabili. Un sogno che non si vuole fare rubare. Voglio di andare avanti, da 3 anni è diventata l'unica fonte di reddito per me, per la mia famiglia. Io da dove mi sposto? Dove me ne vado? Io là ci sono nato. Prima di me c'è stato mio papà, prima di mio papà c'è stato mio nonno. Noi siamo lì da più di un secolo. Dove me ne vado io? Dove vado? Quella è la mia terra, io non mi sposto da lì. Queste le sue parole forti. Andiamo da Marco per cercare di capire stamattina come i giornali tornano su questa vicenda. E parole appunto, Angelo, che ritroviamo anche sulle pagine dei giornali. Abbiamo scelto la Sicilia perché vi facciamo vedere il titolo. Avete visto già l'apertura del servizio di Lorena Dolci con questa immagine di un animale morto. Bestie è il titolo, serie di intimidazioni a Santa Maria di Licodia contro un imprenditore agricolo paternese, uccisi i cani della pet therapy per il figlio. Ovviamente ci sono riferimenti anche nelle pagine interne. Questa è la pagina interna della Sicilia che si occupa appunto della vicenda. Le fiamme e 2 cani uccisi mi hanno rovinato la vita. Avete sentito le parole anche nel nostro servizio da parte dell'agricoltore. Santa Maria di Licodia, la denuncia di un giovane imprenditore che nel giro di 4 giorni ha subito diverse intimidazioni. C'è anche un richiamo a quanto successo qualche tempo fa, quanto accaduto a Scarcipino, giovane agricoltore che in quel fondo agricolo ha investito tutto se stesso, fa tornare alla mente la terribile vicenda accaduta anni fa ad Emanuele Feltri nella sua Sciddicuni, con gli animali ammazzati da chi lo voleva fuori da quei territori. La mafia dei pascoli si ipotizzò, la sua battaglia diventò per tanto tempo la battaglia di tanti cittadini, anche non agricoltori, che ai soprusi, alle minacce e alle ritorsioni non volevano piegarsi. Angelo.
Torno da te fra non molto, perché adesso andiamo a vedere il prossimo servizio. Patrizia Russo, 53 anni, di Agrigento, l'ennesima vittima di femminicidio in Italia. Era un'insegnante di sostegno che si era trasferita al nord. La donna è stata accoltellata dal marito nel sonno, nel letto, in camera da letto. Si è poi costituito l'uomo ai carabinieri. Vediamo e sentiamo il servizio. L'ha uccisa mentre lei dormiva prima dell'alba, colpendola più volte con un coltello da cucina. Poi si è cambiato senza però nascondere gli indumenti imbrattati di sangue. È rimasto in casa e ha chiamato il 112. «Venite, ho ucciso mia moglie», ha detto al telefono. E i carabinieri sono accorsi col 118, ma ormai per la donna non c'era altro da fare che constatarne il decesso. Il corpo di Patrizia Russo era lì, nella camera da letto, senza vita. L'ennesimo femminicidio si è consumato attorno alle 5 a Solero, un piccolo paese a nemmeno 10 chilometri da Alessandria. Entrambi di Agrigento si erano trasferiti in Piemonte per motivi di lavoro. Nella città dei Templi la coppia era molto conosciuta. Se io volessi prendere per esempio una coppia affiatata avrei preso sicuramente loro. Sempre insieme mi aiutavano nelle pulizie delle spiagge, nella raccolta dei rifiuti, nel raccogliere i frutti dagli alberi, sempre insieme e sempre dedicato all'ambiente e all'agricoltura. Giovanni Salamone ha ucciso la moglie senza lasciarle scampo. Dai primi rilievi Patrizia Russo avrebbe cercato di girarsi su un fianco e di proteggersi, ma lui ha continuato a colpire. Per Salamone il sostituto procuratore Andrea Trucano ha disposto il fermo per omicidio volontario aggravato. Depresso da qualche giorno, ma non in cura o sotto terapia, Salamone ha collaborato con gli investigatori fornendo una propria versione dei fatti. Non sa capacitarsi di quanto accaduto, non ci sarebbe stata alcuna lite. Gli investigatori hanno ascoltato anche i due figli che però non vivono nell'Alessandrino. La coppia era arrivata a Solero circa un anno fa. Torno da Marco Carli, perché anche questa storia ha dell'incredibile. Esattamente, l'ennesimo femminicidio che trova spazio, come ovvio che sia, sulle pagine dei quotidiani. Torniamo sulla Sicilia per questa tragedia che troviamo appunto di spalla a destra, questo richiamo sul quotidiano catanese, la tragedia con il titolo «Uccide la moglie mentre dorme» e chiama i carabinieri a Agrigento, da dove arrivavano le due persone, è sotto shock. Anche in questo caso il richiamo è al servizio all'interno, con le immagini che avete visto, la foto che avete visto anche nel servizio che vi abbiamo proposto del nostro telegiornale. La coltella e confessa al telefono: «Venite, ho ucciso mia moglie». È successo nell'Alessandrino, un 61enne fermato per omicidio volontario aggravato, la coppia originaria di Agrigento, la vittima un insegnante di sostegno. Come abbiamo sentito appunto nel nostro servizio, c'è anche la ricostruzione di quanto è successo, questo ennesimo femminicidio che si è consumato ieri a Solero, un paese di circa 1650 abitanti a nemmeno 10 chilometri da Alessandria. Siamo nel Piemonte, dunque, quando l'uomo, il 61enne Giovanni Salamone, si è svegliato e ha ucciso la moglie Patrizia Russo, 53 anni, nel sonno, senza lasciarle scampo. Lei ha cercato di girarsi su un fianco e di proteggersi, ma lui ha continuato a colpire. E di violenza continuiamo a parlare, ahimè, purtroppo di violenza di giovanissimi, baby gang a Palermo. Ci sono 5 arresti proprio tra minorenni, 2 di questi sono anche delle ragazzine. Vediamo il servizio. Ancora bande di ragazzini violente seminano uno scompiglio nel centro di Palermo, ma stavolta il gruppo è stato individuato e fermato dai carabinieri dopo una doppia aggressione avvenuta nel giro di qualche centinaio di metri fra via Macheda e via Divisi. Quello che colpisce è proprio la giovane età degli aggressori, tutti sotto i 18 anni tranne uno, 2 erano ragazzine. Protagonisti un gruppo di 5 giovani, come detto, un 19enne e 4 minorenni, fra cui 2 ragazze che prima hanno aggredito 2 turisti settantenni tentando di scippare loro borsa e cellulari. I 2 però hanno reagito cogliendo di sorpresa la piccola banda che si è data alla fuga quando ha capito che erano stati chiamati i carabinieri. Ma non contenti, i 5 avrebbero aggredito poco distante un 20enne, accerchiato e malmenato fino a procurargli la frattura del setto nasale per portargli via cellulare e occhiali da vista. Un'ulteriore aggressione che ha dato il tempo ai carabinieri della stazione di Piazza Marina di raggiungere i 5 per arrestarli nella semiflagranza del reato. Le 3 vittime in caserma hanno presentato denuncia e riconosciuto i loro aggressori. Le dichiarazioni sono
sono anche state confermate dalle immagini degli impianti di videosorveglianza della zona. Gli arresti sono stati convalidati dai competenti tribunali e ai 4 minorenni, su richiesta della procura, è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere. Lo studente vittima della rapina è stato medicato all'ospedale civico di Palermo e dimesso con una prognosi di 30 giorni. Anche questo è un tema che stamattina è presente sui giornali, Marco. Andiamo, sì, Angelo, su Repubblica Palermo per dare uno sguardo a quello che troviamo proprio nella pagina del giornale palermitano, con il nuovo allarme per le baby gang in centro, in cella, le ragazze terribili del Branco, l'indagine che si trova appunto nella parte dedicata alla cronaca del quotidiano palermitano. Tanto ha fatto discutere appunto questa situazione delle ragazze terribili, i carabinieri che bloccano una banda composta da 5 giovani, un altro gruppo ha picchiato uno studente disabile. L'attacco del pezzo è chiaro, le ultime immagini che arrivano dal centro storico di Palermo sono di una violenza inaudita, e poi si tratteggia un po' quello che è l'identikit delle 2 ragazze arrestate. Arrivano dalla Calza, hanno già diversi precedenti penali, non vanno più a scuola, passano le giornate fra via Macheda e la stazione centrale. Le loro storie sono purtroppo ormai dentro un lungo elenco di reati consumati nel centro città, e quello che fa più effetto, appunto, Angelo, è capire l'età di queste ragazze, di queste giovani. A te. Restiamo nel palermitano, Marco. I carabinieri del nucleo antisofisticazione di Palermo hanno controllato alcuni ristoranti, delle cantine, delle aziende vitivinicole nelle province, non solo nella provincia di Palermo ma anche a Trapani, scoperto irregolarità per la mancanza di tracciabilità di prodotti destinati poi alla somministrazione. Complessivamente sono stati sequestrati 100 kg di generi alimentari, 700 litri di vino, contestate ai responsabili sanzioni per oltre 10.000 euro, e in 2 ristoranti è stato trovato quasi mezzo quintale di funghi freschi pronti per essere serviti, privi però della certificazione. Torniamo ad occuparci adesso della storia dell'hacker siciliano che è stato arrestato, era riuscito ad ottenere le password di 45 magistrati tra Firenze, Perugia e Torino, inclusi i procuratori di Perugia e di Firenze. La procura di Napoli ha chiesto la conferma della sua detenzione. Era un fantasma nel mondo digitale, invisibile ma presente, capace di insinuarsi tra i segreti più protetti della giustizia italiana. Carmelo Miano, giovane hacker gelese, arrestato 2 settimane fa, continua ad essere al centro di un'inchiesta che ha scosso le fondamenta del sistema giudiziario. In possesso di ben 46 password appartenenti a magistrati di alto profilo, tra cui procuratori di Firenze e Perugia, Miano ha messo a segno un'incredibile incursione informatica, spingendosi fino ai server del Ministero della Giustizia. Per anni è riuscito a operare nell'ombra, navigando tra i meandri del dark web, dove si compra e si vende di tutto, dalle droghe alle armi, dai documenti falsi ai segreti più inconfessabili. Era in grado di entrare nei sistemi delle procure di Palermo, Gela, Roma, lasciando dietro di sé solo tracce digitali quasi impercettibili. Ma il suo obiettivo principale non era solo la curiosità. Miano cercava informazioni sui procedimenti penali che lo riguardavano direttamente, coinvolgendo persino un poliziotto a lui vicino. Le sue operazioni erano ben più di semplici intrusioni. I dati trafugati finivano in una cartella nascosta all'interno degli archivi centrali della Direzione Generale dei Sistemi Informatici del Ministero, proprio nel cuore di Napoli, dove ogni giorno transitano fascicoli segreti, comunicazioni riservate e documenti giudiziari di massima sicurezza. La Procura di Napoli ha chiesto la conferma della sua detenzione in carcere mentre il giovane hacker attende il verdetto, ma la sua vicenda potrebbe essere solo l'inizio di una lunga storia di violazioni che potrebbe ancora riservare nuovi colpi di scena. I rischi che arrivano dal web e chiaramente dagli hackeraggi. Sentiamo e vediamo adesso cosa dicono i giornali, Marco. E questa vicenda viene ripresa ovviamente dai quotidiani perché è una vicenda che ha incuriosito tanti, e chiaramente richiama anche un po' ai film degli anni 80, degli anni 90, quando si parlava appunto dei primi che riuscivano a inserirsi in sistemi che sembrano abbastanza sicuri ma che
che così non sono. Sulla Sicilia troviamo in taglio basso, nelle pagine interne, il titolo: con l'hacker gelese aveva le password delle mail di 46 magistrati. L'inchiesta dice che si aggrava la posizione dell'informatico perché anche se il difensore, leggiamo poi nelle pagine interne di Miano, Gioacchino Genchi, ha depositato una memoria al Tribunale del Riesame nella quale si sottolinea che Miano, oltre agli accessi ai server delle email della Guardia di Finanza, della TIM, della Leonardo e di altre aziende che operano nel settore delle infrastrutture informatiche istituzionali, ha poi avuto accesso alle caselle email personali di una quantità di magistrati inquirenti da Gela a Brescia, passando per Perugia, Roma e naturalmente Napoli. Questa è la vicenda appunto dell'hacker che abbiamo ricostruito nei nostri servizi, ma andiamo a vedere anche le prime pagine dei quotidiani regionali. Si fa riferimento anche alle parole spese dal Papa per la Sicilia, per la nostra regione. Andiamo a vedere di che cosa si tratta. Lo scopriamo dal Giornale di Sicilia, che mette proprio in primo piano la foto di Papa Francesco in un videomessaggio per l'apertura dell'anno della facoltà teologica. Il Papa che parla così alla Sicilia e dice: imita i tuoi martiri antimafia. Per Francesco l'isola a vere cattedre di giustizia per respingere il male, da padre Puglisi a Livatino, senza dimenticare Borsellino, Falcone e tanti altri. Invito ai teologi per incrementare il dialogo interreligioso, quello che serve appunto ai più giovani per uscire magari da territori difficili, dalle difficoltà che abbiamo visto riportate ad esempio con le vicende delle baby gang di Palermo. Questa notizia del Papa ritorna anche nelle pagine interne della Gazzetta del Sud, con la lezione siciliana del Papa. Il pontefice con un intervento in video ha aperto appunto l'anno accademico della Pontificia Facoltà teologica di Sicilia, e abbiamo letto nel suo discorso, ha esaltato le figure di padre Pino Puglisi, dei giudici Livatino, Borsellino e Falcone, degli scrittori anche Pirandello, Verga e Sciascia. Le altre prime pagine vi abbiamo fatto vedere in apertura della nostra trasmissione, la prima della Sicilia. Sulla prima invece della Gazzetta del Sud troviamo notizie che si riferiscono a Messina e al suo nuovo o quello che diventerà il nuovo waterfront della città dello Stretto. Cambia la Faccio a mare, questo è il titolo. Assegnata la gara di progettazione esecutiva per il nuovo waterfront tra i torrenti Annunziata e Boccetta per il porto di Tremestieri, nominato commissario l'ingegnere di Sarcina. Su Gazzetta del Sud è questo. Su Palermo invece troviamo un'altra vicenda che ha tenuto banco in questi giorni: il numero delle donne in giunta, nelle giunte dei comuni, la cosiddetta, quella che veniva chiamata quote rosa, donne nelle giunte, il grande bluff, centrodestra in lite sulle norme che aumentano le poltrone, ritirato il disegno di legge sugli enti locali, così cade anche la disposizione che allinea la rappresentanza di genere al resto d'Italia. Questa notizia la ritroviamo ovviamente anche all'interno, con la lite appunto sul centrodestra, nel centrodestra, con l'Ars che affossa in questo momento la legge, e poi una foto delle manifestanti, una rappresentanza di donne nei giorni scorsi che hanno protestato all'Ars, con la foto che vediamo anche di Sala d'Ercole. Che cosa succede invece tra Musumeci e Schifani? C'è il problema legato alla siccità. Ne abbiamo parlato tantissimo anche nei nostri telegiornali, e c'è uno scontro in atto
una polemica per meglio dire tra Musumeci appunto e Schifani. La lite è sui fondi per la siccità, bloccati 20 milioni contro la crisi idrica. Il ministro alla Camera dice di attendere ancora il piano, ma il governatore siciliano, cioè Schifani, replica: la proposta è già stata trasmessa. Dunque un confronto, una polemica fra i due. Vi faccio vedere adesso, per concludere questa parte dedicata alla rassegna stampa locale, regionale, la prima pagina di Catania della Sicilia con una notizia sulle partecipate. Salta il CDA multiservizi, 2 componenti rassegnano le dimissioni, decade anche il presidente Alessandro Corradi. Da settimane nella società, nervi tesi su organigramma e incarichi, ora si accelera sul rebus delle nomine. Per ora è tutto, ci ritroviamo poi più tardi, Angelo, per invece la rassegna stampa sui quotidiani nazionali. A te. Grazie Marco, e noi come ogni mattina ci colleghiamo adesso con la Polstrada, il compartimento della Sicilia orientale. Questa mattina con noi c'è il vice sovrintendente Rosaria Maira. Buongiorno e ben trovata. Buongiorno dal compartimento Polstrada Sicilia orientale, sezione di Messina. Fortunatamente oggi non sono state registrate particolari criticità sulla viabilità extraurbana ed autostradale ricadente sul territorio di questo compartimento. Permangono comunque i consueti rallentamenti a causa di lavori in corso, specialmente durante le ore di intenso traffico sulla tangenziale di Catania tra gli svincoli Paesi Etnei e San Giorgio. Sulla strada statale 121 tra Piano Tavolo e Mister Bianco in direzione Catania attualmente vi sono code e rallentamenti. Sulla Catania-Palermo rimane chiuso lo svincolo di Enna in entrata ed uscita in direzione Palermo, pertanto l'uscita consigliata per chi percorre questo tratto di strada è lo svincolo di Mulinello. Sull'autostrada Messina-Palermo tra gli svincoli di Patti e Brolo in direzione Palermo perdura il doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta a causa della chiusura della già nota Galleria Calavà. Il transito pertanto è disciplinato per fasce orarie. Dalle 8:30 alle 13 si circola in entrambi i sensi di marcia, ad eccezione fatta per tutti i veicoli con massa superiore ai 35 quintali. Dalle 13 alle 22 è consentito il transito a tutti i veicoli in direzione Palermo, mentre ai veicoli diretti a Messina l'uscita consigliata è quella di Brolo. Viceversa, dalle 22 alle 8:30 rimane chiusa la direzione Palermo con uscita obbligatoria a Patti. Oltre alle consuete raccomandazioni sulla distanza di sicurezza, il rispetto dei limiti di velocità, vi ricordiamo il corretto uso dei telefoni cellulari che rimangono, come sappiamo, la prima fonte di distrazione alla guida. Pertanto, se si riceve una telefonata e si è sprovvisti di un adeguato sistema di viva voce, è possibile utilizzare le apposite piazzole di sosta e poiché la corsia di emergenza, lo dice la parola stessa, deve essere utilizzata per i casi di vera necessità al fine di salvaguardare la propria e l'altrui incolumità. Dalla sezione della Polizia Stradale per oggi è tutto, vi auguriamo un buon viaggio e una serena giornata. Molto bene, grazie ancora alla dottoressa Rosaria Maira, che è la vice sovrintendente, si occupa chiaramente del distaccamento di Messina. Adesso noi facciamo una breve sosta perché fra non molto quindi torneremo da Marco Carli per i quotidiani, quindi nazionali, e ci darà le notizie non solo della nostra Italia ma anche dall'estero. Di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia e attiviamo come sempre nelle nostre mattinate anche uno sguardo sul traffico che c'è sulla circonvallazione di Catania. Siamo all'altezza del Tondo Gioieni per intenderci, anche se adesso non c'è più il ponte, però come sempre possiamo osservare in direzione Ognina c'è più rallentamento, mentre il traffico sembra apparentemente sempre, permettetemi questo termine, più scorrevole in direzione Mister Bianco. Questo è quanto accade sulla circonvallazione di Catania. Adesso però con Marco Carli vediamo le notizie che arrivano dall'Italia
e anche dall'estero. E indovinaggio, su cosa si concentrano i quotidiani oggi? Ne parlerai anche tu fra pochissimo. Economica. Esattamente, la manovra economica, se ne parla su tutti i quotidiani, praticamente sulle prime di tutti i quotidiani nazionali. Ci sono anche le parole di Giorgia Meloni, meno tasse per gli italiani, un po' uno slogan utilizzato da sempre dalla destra, ma comunque insomma le polemiche come sempre non mancano, lo vedremo soprattutto per quanto riguarda la sanità. Ovviamente spazio anche a ciò che succede in Medio Oriente. Ieri c'è stato un incontro fra gli stati dell'Europa e quelli del Golfo per arrivare al riconoscimento della Palestina. E poi la questione migranti, anche questa tiene banco con l'accordo con l'Albania, alcuni migranti che sono stati spostati dall'Italia in Albania, qualcuno che è anche tornato indietro. Andiamo proprio sulla prima pagina del Corriere della Sera. Vedete che i titoli saranno sempre diversi per quanto riguarda la manovra varata ieri dal Consiglio dei Ministri. Famiglie single, questo è il titolo che troviamo sul Corriere della Sera. Il MEF ai camici bianchi, sono stati stanziati 2,3 miliardi, detrazioni e bonus diversi, tetto al reddito. C'è uno scontro sulla sanità con i medici che protestano e Meloni che, come vi abbiamo detto, dice: i conti sono in ordine e non metteremo nuove tasse. Questo è il Corriere. Su Repubblica invece guardate la stessa notizia, appunto si mette in risalto invece la situazione legata ai medici. La manovra per ciò che concerne la sanità, arriva un no da parte dei medici, non solo, sindacati ospedalieri contestano i fondi insufficienti, pronti alla protesta. E ci sono le parole di Schlein: nel 2025 solo 900 milioni. Meloni invece: la salute è una nostra priorità, aumentiamo le risorse, tasse, calano le detrazioni per chi non ha figli, e poi maternità surrogata, reato universale, l'opposizione diventa una cosa aberrante. Vi abbiamo spiegato, vi abbiamo detto un po' quello che troviamo sulle prime pagine dei vari quotidiani. Andiamo a vedere anche all'interno, scegliamo proprio Repubblica in questi casi per farvi vedere un po' più da vicino quello che sono le pagine interne per le notizie che vi abbiamo dato fino adesso. Ad esempio questa della manovra sulle famiglie, l'aiuto alla natalità costa 1 miliardo, detrazioni tagliate dunque a single e coppie. Il titolo riassume un po' quello che vi abbiamo detto: non aumentiamo le tasse, dice Meloni, ma poi si aggiunge nel titolo di Repubblica: chi non ha figli pagherà sicuramente di più. La questione poi Medio Oriente, vi abbiamo detto dell'incontro fra l'Europa e gli stati del Golfo per trovare una soluzione per il riconoscimento dello Stato palestinese, ma intanto continua la guerra e in Libano si registrano nuovi spari su UNIFIL. Israele che cancella un villaggio e dice era la fossa delle armi sciite. Ancora le parole di Netanyahu che dice: non abbiamo nulla contro i caschi blu, ma i missili degli israeliani colpiscono anche la città di Nabatea, morto il sindaco mentre faceva andare via i cittadini. E guardate qua la foto del municipio, o almeno quello che resta del municipio distrutto della città libanese. Le altre notizie di cui abbiamo parlato riguardano invece proprio i migranti. È un accordo fra Roma e Tirana, un accordo che suscita già delle polemiche. La beffa dell'Albania, sbarcati i 16 migranti, ma al primo controllo 4, dunque il 25%, ripartono già per l'Italia con la nave
Libra, che arriva appunto sulle coste albanesi. Dopo le verifiche tornano a bordo minori e fragili, dunque 4 su 16, nonostante appunto l'accordo fra Roma e Tirana. Manovra che trova spazio, ritorniamo alla notizia di apertura di quasi tutti i quotidiani, appunto su ogni singola testata. Manovra scontro sulla sanità. Nel documento programmatico di bilancio inviato dal governo a Bruxelles c'è il Consiglio europeo, ricordiamo in questi giorni, ieri Meloni ha parlato proprio da Bruxelles, solo 900 milioni per la salute, i medici sono appunto in rivolta. Questo tema della salute ricorre in tanti quotidiani. Per l'Avvenire il titolo scelto è manovra sul filo, i fondi alla sanità con l'anticipo delle imposte delle banche, poi Giorgetti, nessuna nuova tassa, detrazioni parametrate al numero di figli, 1.000 euro intanto però per i neonati, ma solo per le famiglie con un reddito sotto i 40.000 euro. Ancora sul Resto del Carlino, si parla di pensioni, di tasse e di famiglie. Che cosa cambia? Le novità, detrazioni con il quoziente familiare, l'assegno minimo a 625 euro, un bonus per assumere le donne e poi 1.000 euro ai nuovi nati, tagli ai ministeri, ma alla sanità vanno 3,5 miliardi. Ovviamente troviamo tutte le note sulla manovra finanziaria anche sul Sole 24 Ore, quotidiano economico principale italiano, che dedica spazio chiaramente a ciò che il Consiglio dei Ministri ha varato, con notizie ancora più tecniche. Manovra per cuneo IRPEF 17,4 miliardi e poi gli sconti fiscali, così il taglio ai bonus. In basso troviamo anche delle specifiche proprio sui conti pubblici, misure nette da 28,4 miliardi, una manovra seria, così l'ha definita Giorgia Meloni, e poi 2,3 miliardi alla sanità, l'opposizione in trincea, Schillaci che dice appunto verifiche sono in corso, e poi sotto tiro le agevolazioni del 2025, compresi mutui, bonus casa e spese mediche. E poi le uscite 2024 per il PNRR ferme a 20 miliardi, target più 10% dall'anti-evasione. Questo leggiamo sul Sole 24 Ore, scusate. Andiamo a vedere adesso invece qualche titolo su ciò che è successo in Albania, perché qualche quotidiano decide di aprire proprio con l'Albania. La campagna di Albania, troviamo sul Fatto Quotidiano, tornano 4 migranti su 16, governo ridicolo si legge, 2 sono minorenni e 2 vulnerabili, 800 milioni buttati. Questo ad esempio si legge sempre sul Fatto Quotidiano, subito dopo aver traghettato a Tirana si scopre che non potevano stare lì e metà degli 800 posti promessi in realtà sembrerebbero non esserci. Si parla di questo anche su Domani, oltre la manovra tradita la sanità pubblica, questo è il titolo scelto da Domani. Vedete come cambiano i titoli a seconda appunto del quotidiano che andiamo a leggere. In questo caso il titolo è abbastanza forte: la deportazione in Albania è iniziata, questo leggiamo, ma almeno 2 migranti dovranno già ritornare in Italia perché minorenni sono 2, ma in realtà sono anche più di 2, quasi 4. Chiudiamo con il manifesto che nel titolo sotto la testata va a fare riferimento proprio alla situazione albanese, a questo accordo fra Roma e Tirana con 4 dei 16 migranti già rispediti in Italia, e lo chiama il modello Albania, che parte male alla prima prova. Il modello è già in crisi. Nel porto di Schengen si è scoperto che dei 16 migranti arrivati ieri a bordo della nave italiana Libra, 2 bengalesi sono minorenni e altri 2 egiziani
anziani sono invece vulnerabili. E poi c'è il titolo sulla legge di bilancio, il titolo è questo: la cambiale, con il governo che annuncia la legge di bilancio da 30 miliardi, ma la tassa sugli extra profitti delle banche è solo una partita di giro, 2,5 miliardi che lo Stato restituirà dalla prossima legislatura. Scarsi i fondi in più alla sanità, pesanti i tagli agli enti locali e al welfare. Per ora è tutto, io mi fermo qui. Angelo, a te. Grazie Marco, da te torneremo più avanti nel corso della nostra mattinata. Intanto adesso vediamo le previsioni meteo e poi in studio il primo degli ospiti di oggi. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di giovedì tempo fortemente instabile al nord, Alto Tirreno e sulla Sardegna con fenomeni diffusi. Nubi sparse alternate delle schiarite al centro-sud e dunque sulla Sicilia. Sarà una giornata parzialmente soleggiata con al più di tanto in tanto il passaggio di qualche nuvola. Venti sostenuti sul versante occidentale, su quello meridionale qui con mari molto mossi, altrove ventilazione debole, il tutto con temperature massime che localmente sfioreranno ancora i 28-29 gradi. Nella giornata poi di venerdì una zona di bassa pressione sarà responsabile di molta nuvolosità su tutta l'isola, con fenomeni nella seconda parte della giornata, in particolar modo tra pomeriggio e sera. Il tutto con valori massimi che tenderanno dunque a perdere qualche grado. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. Potrei dirvi che stiamo per tornare su Antenna Sicilia e Telecolor. Potrei dirvi che ricomincia Isola Verde. Potrei dirvi che ancora abbiamo tanti luoghi meravigliosi da visitare, tante storie di grandi personaggi siciliani da raccontare. Insomma, potrei dirvi che ci sono imprenditori da raccontare, potrei dirvi che ci sono strade da percorrere, montagne da scalare, fiumi da guardare. Potrei dirvi che Isola Verde sta per tornare, sì, su Antenna Sicilia e Telecolor, ma non ve lo dico, è perché ve l'ho già detto. Vi aspetto. Isola Verde, la Sicilia delle cose belle. Eccoci, buongiorno Sicilia, con noi in studio, abbiamo detto il primo dei nostri ospiti per parlare di manovra economica, di finanziaria. Con noi c'è il professor Roberto Cellini, buongiorno. Buongiorno a voi. Che è il direttore del Dipartimento di Economia e Impresa. Stamattina abbiamo visto sui quotidiani, ci sono delle anticipazioni sulla base anche di quella che è stata poi la conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri che ha varato, diciamo, la nostra manovra economica. Ma il testo ancora di fatto non l'ha letto nessuno se non in Consiglio dei Ministri, diciamo che... E non sono neppure sicuro che sia stato letto in Consiglio dei Ministri. Diciamo che hanno messo insieme le cose, adesso spetterà agli uffici competenti redigere il testo. Abbiamo qualche indicazione per quello che sappiamo, ci sono tante notizie, direi di cominciare da alcuni dati, cioè dal taglio del cuneo fiscale, che dovrebbe diventare strutturale. Esattamente, è stato introdotto l'anno scorso in via provvisoria, la manovra di quest'anno e nel piano pluriennale previsto si prevede per l'appunto che diventi strutturale, quindi definitivo. E poi ci sono tanti altri fatti, ad esempio la tassazione. Per adesso l'IRPEF dovrebbe restare con 3 scaglioni, così come erano prima. Esattamente, è la stessa cosa del punto detto prima, cioè era stato introdotto in via provvisoria per il 2024, si prevede di introdurre l'accorpamento a 3 aliquote anziché 4 in via definitiva a partire dal prossimo anno. E poi sulla tassazione, al di là dell'intervento sulle aliquote, è previsto come dire, un ridisegno delle detrazioni, in questo caso per ridurre detrazioni. Questo sulla base ovviamente poi dei parametri che arrivano dall'ISEE, se non... Sì, certamente. Dovrebbe essere questo poi l'indicatore. Questo è quello che è stato detto, per favorire le famiglie con un reddito più basso. Dopodiché leggeremo tecnicamente che cosa prevede la norma e capiremo le effettive implicazioni dell'intervento. Una nota dolente, fra virgolette, è quella legata alle pensioni, perché mi pare che al momento non ci siano delle risorse disponibili per l'aumento, diciamo, delle minime.
minime. Anche qui, se si realizzerà quello che è stato annunciato, gli interventi sono due di natura in qualche modo, virgolette, opposte, cioè da un lato si prevede la indicizzazione completa all'inflazione delle pensioni più basse, quindi questo dovrebbe essere un intervento che aumenta, diciamo, l'entità delle pensioni, perlomeno quelle più basse. D'altro lato si prevede un bonus per chi rimane in lavoro anche oltre l'età pensionabile, quindi questo è un intervento che va, diciamo, in direzione opposta, però anche qui leggeremo esattamente chi si può avvalere e con quali condizioni di questa opportunità. Tra le misure che sono state inserite in quello che è, diciamo, il progetto per il momento, perché chiaramente poi la finanziaria dovrà passare l'esame del Parlamento, ci saranno indubbiamente delle modifiche su alcune norme, delle novità addirittura per altre. Tutto questo, lo ricordiamo, deve essere fatto il 31 dicembre perché altrimenti... Allora, sono entrate in vigore le nuove norme del rinnovato patto di stabilità, quindi per intanto il governo ha dovuto mandare un documento a Bruxelles, la Commissione esprimerà il proprio giudizio e questo è il documento programmatico di bilancio. Dopodiché si farà il disegno di legge di bilancio, è stato approvato ieri per il 2025, è accompagnato da un piano triennale e da un piano che dura 7 anni, quello inviato a Bruxelles, quindi e su tutto questo ovviamente si deve esprimere anche il Parlamento e in passato sappiamo che c'è stato il cosiddetto assalto alla diligenza con l'introduzione di misure che dovrebbe essere, come dire, più difficile in questa occasione perché il rinnovato patto di stabilità europeo mette una serie di regole rigorose per il controllo della spesa a cui dovremo attenerci. Insomma, entro quelle dovremmo stare, entro questa cornice ci dobbiamo stare, però c'è un poco di provvedimenti, delle indicazioni che arrivano. La carta per i nuovi nati, ad esempio, 1.000 euro, però anche qui... Purché, se ho capito bene, l'ISEE della famiglia sia inferiore a 40.000. 40.000. Insomma, ci sono paletti comunque. Sono provvedimenti che il governo dice sono ispirati al sostegno alla natalità. Non so se avere un bonus di 1.000 euro una tantum sia un provvedimento efficace per far decidere di generare figli. Ecco, questo è tutto da vedere. Servirebbe qualcosa di strutturale in quel caso. Sì, a iniziare dai servizi reali per l'infanzia. E poi sto pensando agli asili nido, banalmente. Ecco. Poi c'è il mantenimento anche della cosiddetta carta dedicata a te, che insomma dovrebbe essere un sostegno al reddito delle famiglie più povere, quindi un sussidio in qualche modo di sostegno al reddito. Si è molto discusso in questi giorni su questo contributo delle banche. Ecco, questo diciamo è il nodo cruciale, no? Anche perché sono venute indicazioni differenti dagli stessi ministri interessati, quindi anche qui leggeremo esattamente che cosa dice la norma e capiremo di che si tratta, perché quando il ministro Giorgetti dice ho chiesto sacrifici, uno intende che siano nuove imposte che dovranno pagare le banche. Sembra che non sia così, cioè sembra che sia in realtà un anticipo di pagamento rispetto a tasse dovute nel corso del prossimo biennio, o addirittura da altre notizie sembra che sia, come dire, la sospensione di alcuni benefici che non si capisce poi se torneranno dopo il 2026 oppure no. Quindi anche qui gli stessi ministri hanno raccontato 3 cose diverse, probabilmente ce ne sarà scritto una quarta ancora e quando leggeremo il testo capiremo esattamente di che cosa si tratta. Altri 2 temi per adesso, per quello che possiamo dire, questo quoziente familiare che comunque sembra essere la nuova filosofia che ispira diciamo quello che è la politica economica poi o le politiche demografiche, scusi la battuta provocatoria. Comunque dovrebbe essere in questa direzione, insomma, questo quoziente familiare che in qualche modo indirizzerà quelle che saranno le future decisioni. Sì, anche qui di nuovo è chiaro che il disegno fiscale rapportato alla configurazione familiare, al reddito familiare è un tema importante e quello che viene stabilito incide in misura significativa sulle imposte da pagare. Al di là dell'auspicio che aumenti la natalità in Italia, ed è un problema serio ovviamente quello demografico, spero che non si cada in politiche appunto di tipo demografico che ricordano esperienze non propriamente positive di decenni fa.
Senta, il tema anche dei benefit aziendali è stato toccato, viene toccato da questa manovra, con dei paletti anche qui, perché... Sì, i fringe benefit, ovviamente nella retribuzione di un lavoratore o di un professionista rileva non solo il reddito lordo, non solo le tassazioni, ma anche i fringe benefit, cioè i benefici in natura, se vogliamo, o in servizi che si possono avere, che rappresentano costi per le imprese, rappresentano appunto benefici per chi ne usufruisce. Il trattamento fiscale di queste spese per le imprese sembra che sia oggetto di intervento. Vedremo in che modo si interviene e che implicazioni ha anche questo sulle tasse che poi si debbono pagare. Questa, diciamo, è una panoramica complessiva di quello che... Sì, a me dispiace dover dire sempre leggeremo e capiremo dalla lettura. Ieri c'è stato il Consiglio dei Ministri, questo documento ancora non è, diciamo, non è stato pubblicato, non è disponibile, quindi non si può leggere, non è stato letto se non da pochi. Sì, quello che sappiamo con certezza è l'ammontare della manovra, quindi si prevedono, diciamo, nuove spese per 30 miliardi di euro, di cui 9 in deficit e 21 da nuove entrate che deriveranno dal ridisegno di tutte queste cose. E quindi l'altra cosa certa è che il rapporto deficit-PIL, che per il 2024 è stato del 3,8%, scenderà al 3,3%, deve scendere perché ci prendiamo questo impegno per non essere, nell'arco dei prossimi 7 anni, per non essere colpiti dalle procedure di infrazione di Bruxelles. Quindi questi numeri, questi macro numeri sono impegni che l'Italia si prende. Il disegno delle singole norme, ancora lo leggeremo, verrà probabilmente modificato anche in sede parlamentare e quindi è un po' presto per fare commenti e trarre implicazioni, diciamo, serie. Naturalmente non è presto per alimentare il dibattito e la polemica politica. Quello ci mancherebbe, anche perché la stessa maggioranza, gli stessi ministeri in queste ore stanno facendo delle verifiche, stanno facendo i conti, perché... Sì, sembra che il Ministro della Salute sia molto contrariato dal fatto che i 3,5 miliardi di euro destinati a incrementare le disponibilità del Ministero della Salute non siano per il 2025, ma siano spalmati su 2025, 26, 27, il che naturalmente rende la cosa molto differente, però anche qui vediamo che cosa... Ma tutto questo rispetto a quello che si dice, perché il Ministro si lamenta perché le risorse sono poche a disposizione, capiremo come saranno distribuite queste risorse, però allo stesso tempo si pensa e si promettono nuove assunzioni nella sanità. Beh, le risorse dovrebbero esattamente servire per finanziare le nuove assunzioni nella sanità ed è oggettivo che ci sia un problema di disponibilità di medici, infermieri, personale sanitario più in generale nel nostro sistema sanitario. Quindi l'esigenza è un'esigenza reale, si tratta di capire quante nuove assunzioni saranno possibili con le risorse messe a disposizione. E al di là delle risorse, poi il problema delle assunzioni in ambito sanitario è un problema che è generato anche dalla disponibilità di professionalità. Chiudo per questo excursus, poi magari quando la finanziaria sarà disponibile e magari approvata in via definitiva, così potremmo parlare con particolari, potremmo essere più precisi, potremmo dare delle informazioni. Però volevo tornare un attimo sulla questione delle pensioni, perché il dibattito, anche questo, sanità sì, ma anche pensioni, è apertissimo. Una parte della maggioranza spinge perché l'età diciamo pensionabile sia abbassata, un'altra parte si rende conto che è difficile e complicato in base a quelle che sono le indicazioni che arrivano anche dall'Europa. Chiaramente tutto questo crea un conflitto, crea delle situazioni. Da una parte, lo diceva prima lei, c'è l'incentivo a restare al lavoro, dall'altra parte c'è invece chi vorrebbe che con la fuoriuscita magari di chi è arrivato alla pensione si possano creare posti di lavoro per i più giovani. Questo è un tema... Le pensioni che vengono pagate solo in parte sono finanziate dai contributi di chi ha lavorato, ancora in gran parte sono finanziate dai contributi di chi lavora. Nel momento in cui la forza lavoro diminuisce per dinamiche demografiche, il numero dei pensionati aumenta sempre per dinamiche demografiche, un problema di sostenibilità si pone. Il sistema pensionistico è stato riformato e ritoccato tante volte in passato e il problema della sostenibilità nei decenni a venire del sistema pensionistico è un problema reale. La interrompo, anche se ieri i vertici dell'INPS dicevano che il sistema
è sostenibile. Sì, è disegnato in modo sostenibile. Questo, perlomeno le ultime riforme, anche la ipercitata riforma Fornero interveniva proprio per garantire la sostenibilità del sistema pensionistico, almeno sulla carta. Dopodiché è chiaro che dipende anche dall'andamento della produttività, perché è chiaro che se la produttività dei lavoratori aumenta in modo consistente, questo aiuta la sostenibilità del sistema pensionistico. Se la produttività continua a essere anemica, come è stata negli ultimi 10 anni, un problema di sostenibilità c'è, anche perché la valutazione della sostenibilità si basa anche appunto su quanto aumenterà il prodotto interno lordo, quindi incidono sulla sostenibilità non solo le dinamiche demografiche che sono facilmente prevedibili, ma incidono anche tutti quei fattori che determinano quanto l'economia è produttiva. E che noi abbiamo un problema di alimentare la nostra forza lavoro, che abbiamo bisogno di nuovi lavoratori, e aggiungo che abbiamo bisogno del fatto che la produttività cresca in modo più significativo di quanto è avvenuto nei decenni passati per garantire la sostenibilità del sistema pensionistico, sono tutti dati di fatto. Insomma, è un tema questo su cui si potrebbe discutere, dibattere, non per ore ma credo per giorni, perché i punti di vista poi... E poi il problema, al di là della sostenibilità in generale, è un problema di equità, perché rimane vero che il sistema pensionistico italiano, nonostante tutte le correzioni fatte, continua ad essere un sistema non particolarmente equo, con categorie che hanno vantaggi e categorie che hanno svantaggi. Molto è stato fatto in questi ultimi, diciamo, 30 anni per correggere le iniquità, che però esistano ancora iniquità o situazioni specifiche che meritano appunto uno specifico trattamento, questo è assolutamente vero. Allora, professore, grazie per essere stato con noi questa mattina. Grazie a voi. Diciamo, riserviamo e ci diamo appuntamento più avanti, quando questa manovra non solo l'avremo letta, non solo sarà, insomma, sarà andata all'esame del Parlamento, quando sarà approvata potremo tirare le somme per capire se effettivamente è una manovra che ci dà veramente la possibilità di non essere bacchettati, è una fra manovra virgolette, di no? contenimento, Di diciamo, contenimento. Non rivoluzionerà la storia economica italiana, questo è certo. Assolutamente no. Grazie al professor Roberto Celini, che è il direttore del Dipartimento di Economia e Impresa dell'Università di Catania. Grazie davvero per essere stato con noi, una buona giornata, noi ci ritroviamo fra pochissimo, restate insieme a noi, parleremo di un altro tema fra poco piuttosto sentito, parleremo di città violente nella circostanza di una Catania violenta, tutto questo fra pochissimo. Bentornati a Buongiorno Sicilia, do il benvenuto a Calogero Coniglio, che è il presidente della Accademia Nazionale per l'Alta Formazione e della Promozione della Cultura. Buongiorno. Buongiorno, stamattina grazie. con noi avremmo dovuto avere anche Roberto Tudisco, che nei giorni scorsi ha subito un'aggressione, ricorderete, in centro città, è stato aggredito mentre filmava una aggressione da parte di alcune persone, vediamo, ai vigili urbani per una macchina in divieto di sosta. Stiamo per l'appunto vedendo le immagini che si riferiscono all'episodio. La violenza nelle città italiane in genere, siciliane in particolare, con due focus intanto possiamo dire aperti. Su Catania ne parliamo oggi, ne abbiamo parlato ieri invece su Palermo, e continueremo a parlarne anche oggi nel corso dei telegiornali, perché è sempre più frequente la partecipazione a rapine, a episodi di aggressione di giovanissimi. Ieri ad esempio ci sono stati degli arresti di una baby gang che era specializzata, insomma, avevamo fatto 2 rapine nel giro di poco tempo, fra questi c'erano anche 2 ragazzine minorenne. Poi a Bagheria è stato addirittura aggredito a colpi di chiave inglese un disabile all'uscita proprio da scuola da coetanei. È un dato certamente allarmante, preoccupante. Grave. Chiediamoci intanto perché questi ragazzi, questi adolescenti. Io dopo tanti anni nel campo dell'organizzazione sindacale abbiamo lottato anni per le aggressioni negli ospedali,
chiedendo continuamente posti di polizia, chiedendo guardie mediche protette. Quando ci fu la dottoressa che a Trecastagni fu violentata in una guardia medica in periferia, in una strada buia, sola, non c'era nessuno. Noi chiedemmo che le guardie mediche dovevano essere spostate in centro, come tanti altri casi. Però a distanza di tanti anni... Qual è la riflessione che viene fuori? La riflessione che la polizia non basta, cioè non bastano le forze dell'ordine. Qui serve veramente un programma di rivitalizzazione dei quartieri, perché questi ragazzi, come dice l'ultimo rapporto di Save the Children, fa rabbrividire, perché in Italia Save Children sostiene nel suo rapporto che 3.800.000 adolescenti e ragazzi in Italia vivono nelle periferie delle città metropolitane, dove c'è il più alto tasso di abbandono scolastico, dove la discriminazione culturale, perché questi ragazzi all'interno del quartiere, la politica poi fa un'azione solamente straordinaria per cercare di aiutare e rivitalizzare con azioni culturali, iniziative, cinema, teatro, sportive e poi si ferma. La programmazione, la politica deve fare questo lavoro in modo ordinario sui quartieri, continuativo e costante. 3,8 milioni è un rischio. È chiaro che l'emarginazione, la discriminazione, l'abbandono scolastico, non avere le stesse opportunità, un ragazzo, un giovane, un adolescente, rispetto dalla periferia a chi è in centro, metti anche, come dice Save the Children, che le 3 città dove c'è il più alto tasso di abbandono scolastico sono Palermo, Catania e Reggio Calabria, dove c'è un'economia e una disoccupazione elevata. È chiaro che tutto questo sfocia in atteggiamenti e comportamenti deviati e sfocia nella violenza e nel disprezzo delle istituzioni. E quello è il problema, perché poi di fronte alle istituzioni non riconoscono il resto del sistema che funziona e avvengono le andiamo aggressioni. con ordine. Lei dice che intanto educazione alla base, istruzione, ma chiaramente questo è un programma a medio e lungo termine. A medio e lungo termine. Infatti io non ho detto che è colpa del sindaco Trantino, no, assolutamente, perché il problema è in tutte le città metropolitane. Io ho sollevato la problematica. Ma nell'immediato non c'è non si bastano, sarebbe un miracolo risolvere una problema. Questo è frutto di anni e anni. Il sindaco Trantino è stato nostro ospite nella trasmissione che va in onda su Telecolor, il Focus, sull'appuntamento del sindaco, e in quella circostanza insomma si è parlato di quello che può essere il deterrente delle telecamere, dei vigili urbani. Arriveranno dei vigili urbani. 180 vigili urbani nuovi per la città di Catania, ma telecamere e vigili urbani possono bastare davanti a questo gravissimo gap che esiste da un punto di vista culturale per risolvere il problema? Credo che insomma siano... No, ovviamente l'ordine pubblico deve essere garantito, ci mancherebbe, siamo in un paese civile e democratico e ogni cittadino deve avere la certezza di uscire di casa e andare a lavorare tranquillamente. Ma se noi teniamo in Italia 3.800 ragazzi nelle periferie e di questi il 70%, l'80% poi abbandona la scuola e diventa preda della malavita, diventa preda di altre attività illecite, tu poi questo viene arrestato, lo porti in carcere, non viene, il carcere in Italia non rieduca, ritorna nel circolo vizioso, avendo dei precedenti, troverà la porta chiusa, non troverà il lavoro, questa persona rimarrà nel tempo. Quindi questo problema nei paesi europei, nelle città europee, la prima Copenaghen che dicono, secondo le statistiche, è la città più sicura, Copenaghen. E altre città hanno cominciato, dico adesso, qua io non voglio colpevolizzare, ma si deve cominciare a fare, il problema è di tutti. Ma gli episodi stanno iniziando programmi poliedrici.
Ecco, cosa sta a significare? Ci vuole spiegare questo significa, ma più che cioè la policentricità delle città, cosa è la significa? poliedricità. Sostanzialmente tradotto è pari dignità tra centro e periferia. Quindi non abbandonare le periferie? Pari dignità, cioè, allora, il comune può fare tanto. Faccio un esempio, ma non è quella l'unica, diciamo, la soluzione. Organizzare eventi culturali d'estate all'aperto, cinema all'aperto, quartiere per quartiere, organizzati dal comune, fare sentire lo Stato nel comune, parlare con i comitati e con i cittadini, cosa serve Ma nel diciamo quartiere. che questo invito è rivolto a tutti i comuni, non soltanto al comune tutti i di comuni, ma Catania. nelle città metropolitane a Nelle città maggior metropolitane ragione. perché sono quelle che hanno... Quindi attività culturale, sport. Lei ha visto mai un'aula multimediale o una sede universitaria in una zona di Catania periferica? Così si comincia. Beh, le aule multimediali probabilmente negli istituti diciamo periferici ci saranno anche perché ci sono dei finanziamenti e quindi sarà poi cura dei singoli presidi e direttori didattici provvedere ad attrezzare queste aule. Poi se queste aule vengono, come avviene spesso, e abbiamo sottolineato molto spesso, nelle periferie delle nostre città vandalizzate, poi quello diventa un altro tema. Vandalizzate, così dico, No, perché... mi devo replicare a questa vandalizzata, perché un ragazzo che abbandona la scuola o perché i genitori non hanno la possibilità e quindi questi ragazzi addirittura gli viene chiesto di aiutare anche le famiglie, o abbandona la scuola, per esempio per una parentesi, durante la pandemia, molte famiglie, e io ne ho conosciuto, non avevano i soldi per comprare gli apparecchi elettronici per seguire la DAD e le lezioni a distanza. Questi ragazzi poi vagabondano nel quartiere, non vengono più in centro, girano, vagabondano, devono procurarsi ovviamente qualche soldo per vivere, vivono e poi diventano quasi padroni perché lo Stato non c'è del quartiere e vandalizzano le scuole e tutto il resto. Allora, se ce li lasciamo soli, non ci dobbiamo lamentare che poi succedano queste cose. Allora, il tema è largo, cioè, il tema è ampio, è il tema è ampio. Diciamo, la butto così, esatto, quindi insomma non possiamo certamente risolvere noi. No, sarebbe un miracolo, però si deve impostare un programma. Allora, l'idea è quella di non abbandonare le periferie, educazione soprattutto, istruzione anche, e seguire non soltanto con quello che succede a scuola questi ragazzi, ma seguirli anche fuori dalle scuole. Children, che i quartieri, per renderli vivibili, utilizza un termine: bisogna renderli belli. Utilizza la parola belli, perché ci sono tanti edifici che abbandonati dovrebbero essere o ovviamente buttati a terra oppure ristrutturati. Anche l'estetica. Nelle periferie c'è meno verde pubblico rispetto al centro perché la maggior parte nelle città italiane, i parchi, le belle ville, sono in centro, hanno anche meno verde pubblico. Allora se vediamo sto cittadino, e ce ne sono tanti bravi e onesti lavoratori nelle periferie, sono discriminati. Save the Children è raccapricciante quello che dice. Lei lo sa che Save the Children ha denunciato che in Italia il 70% degli edifici scolastici non ha il certificato di agibilità. Ma questa è una storia lunga e vecchia, non è una storia che non perché serviva, potremmo uscire non serviva Save the situazioni. Children. Allora sostanzialmente la politica deve tornare a fare politica. Il comune di Catania dovrebbe decentrare, decentramento amministrativo e decentramento culturale. Il decentramento, con la scusa, mi consente l'ultima cosa, del sito internet del comune, nelle periferie che non c'è più o quasi non c'è più lo sportello, quindi lo Stato non è più presente, con la scusa si devono collegare per fare la carta d'identità con lo SPID, gli complichiamo anche la vita. Dobbiamo essere più vicini nel territorio, sul territorio essere più vicini. Ci dobbiamo fermare qui. Grazie a Calogero Coniglio, che è il presidente nazionale per l'alta formazione e promozione dell'Accademia Nazionale per l'alta formazione e promozione della cultura. Grazie per essere stato con noi, ci dobbiamo fermare ancora, riprenderemo questo tema. Ci fermiamo fra poco, parleremo d'altro, parleremo di arte, un'arte che
sarà comunque presente su tutta la città di Catania, questa volta con il Fringe Festival. A dopo. Bentornati a Buongiorno Sicilia. Allora adesso parliamo di Fringe Catania Off Festival. Buongiorno a Francesca Vitale. Buongiorno, buongiorno. E grazie anche a Pietro De Nova. Buongiorno. Francesca Vitale è la direttrice artistica del festival, mentre invece Pietro è un attore. E lo vedremo chiaramente in azione durante queste 2 settimane. Sono 10 giorni intensi, dal 17 al 27 di ottobre, con spettacoli. Catania si trasformerà in un palcoscenico, non dico sotto il cielo, perché molte attività forse si faranno anche al chiuso probabilmente. Si faranno soprattutto al chiuso e meno male perché è prevista un pochino di pioggia. Non scoraggiatevi, però vi dico, perché vale la pena uscire anche con un ombrellino e andare a vedere gli spettacoli. Però ci saranno anche degli spettacoli che potranno essere fruibili anche all'aperto in alcune circostanze. Cerchiamo di capire che cos'è questa nuova, non dico nuovissima forma di arte che arriva però dall'estero, cioè le arti performative. Che cosa sono le arti performative? Allora, per arti performative intendiamo qualsiasi tipo di performance, quindi che tu vada a vedere uno spettacolo di teatro classico, di teatro contemporaneo con un linguaggio minimale o di tutti i giorni, uno spettacolo di danza, una stand-up piuttosto che uno spettacolo musicale, tutta questa è arte performativa. Devo dirti una cosa, tanto nuova non è, perché questo genere di festival, che noi appunto è un fringe festival, nasce a Edimburgo la bellezza di oltre 75 anni fa. Sì. Perché a Edimburgo tutte queste compagnie appunto di arti performative chiedevano di avere la possibilità di esibirsi, e a Edimburgo dicevano ma non sappiamo, questi erano i festival nazionali. Stiamo vedendo intanto delle immagini, adesso scorreranno anche delle foto che mostrano queste vostre attività. A Edimburgo ci sono la bellezza di 3.500 spettacoli al giorno nel mese di agosto. Noi siamo al terzo anno qui a Catania. Grazie agli aiuti che riceviamo dal Comune di Catania, quest'anno anche da Città Metropolitana, e da SIAE che ci promuove, grazie a questo abbiamo 50 spettacoli, non ci possiamo lamentare. Sono 236 le repliche e 14 posti diversi, location dove vi esibirete. Infatti. Quindi sarà un'occasione per poter mostrare alla città, perché queste compagnie non arrivano soltanto dall'Italia. Assolutamente no, arrivano anche dall'America, abbiamo il Festival di Tessaloniki e il Festival di Istanbul, hanno mandato 2 artisti che sono poi vincitori, perché noi abbiamo dei partenariati con questi festival gemelli, con i fringe esteri, abbiamo operatori esteri, e poi per quanto riguarda l'Italia vengono un po' da tutto lo stivale. Ci sono delle compagnie siciliane? Assolutamente sì, c'è una buona percentuale. In ogni fringe c'è uno zoccolo duro che sono le compagnie del luogo, del territorio, poi ci sono compagnie italiane, ma dalla Sardegna alla Lombardia al Trentino, e poi ci sono delle compagnie estere. Per cui... Allora, adesso parlo con l'attore, con Pietro De Nova, che tu da dove arrivi e con quale compagnia arrivi? Io arrivo dalla Lombardia, quindi un pochino lontano, in un altro continente si dice, però sono qui ormai un affezionato, si dice, perché è la seconda volta che faccio il Fringe Festival. L'anno scorso, quest'anno non faremo il Fringe Festival perché abbiamo vinto il premio affidato dal Teatro Stabile di Catania, quindi saremo quest'anno con Carte Mute, lo spettacolo che appunto è venuto al Fringe Festival l'anno scorso, il 30 novembre e il 1° dicembre allo Stabile di Catania. E quindi insomma una promozione, una bella soddisfazione. Esatto, sì, quindi insomma una location ancora più istituzionale, fra virgolette. Sì, perché gli spettacoli del Fringe vincono dei premi, perché gli operatori italiani e gli operatori esteri li scelgono per le loro programmazioni nella stagione successiva. Quindi quest'anno ci sono già degli operatori che vengono dal Fringe di Praga, che è il nostro partner, di New York, della Grecia, sceglieranno degli spettacoli, da Avignone, dal Festival di Avignone, sceglieranno degli spettacoli che
l'anno prossimo andranno all'estero, quindi la cultura italiana veicolata in tutto il mondo. Possiamo ricordare quali saranno alcune delle location dove si potranno ammirare e vedere questi spettacoli? Assolutamente. Così magari diamo degli appuntamenti. Assolutamente sì, guarda, devo dare un'occhiata perché sono talmente tante e vado velocissima. Abbiamo il CUT, il centro universitario in Piazza Università, la Sala Hernandez, lo Spazio O, la Piazza Scamacca e Palazzo Scamacca, quindi tutto a portata di passeggiata. Poi abbiamo Castello Orsino, Zoo, la Sala De Curtis, il piccolo teatro della città, la Sala di Martino, il centro studi laboratori d'arte sempre in via Caronda e il Four Points dello Sheraton. Quindi diciamo che c'è un'ampia scelta. Vorrei tornare un attimo sullo spettacolo con cui voi andrete in scena allo Stabile. Facciamo una parentesi, chiaramente rispetto al Fringe Festival. Che cos'è? Di che cosa parla questo spettacolo? È una storia di amicizia, la storia di due mercanti che si incontrano nel deserto e non si ricordano come si chiamano, dove vanno, da dove arrivano, però si ricordano di essere molto amici. E in un tentativo continuo di ripercorrere appunto la loro storia, troveranno appunto degli oggetti, tra cui appunto una carta muta, che dà il titolo allo spettacolo, e che poi gli permetterà di riprendere il cammino. Beh, una bella storia da vedere. Immagino come il palcoscenico dello Stabile possa essere attrezzato poi per... Saremo a Sala Futura. Quindi uno dei teatri del circuito del Teatro Stabile. In bocca al lupo per questa esperienza. Torniamo per chiudere al Fringe Festival. L'appuntamento dal 17 al 27. Ecco, gli spettacoli saranno dal giovedì alla domenica. Lunedì, martedì e mercoledì ci sono degli eventi, cioè dei focus che dedichiamo ad argomenti di interesse generale. Al Village. Il Village è alle Ciminiere quest'anno ed è il luogo dove si svolgono gli appuntamenti tra le compagnie, gli operatori, i focus, la presentazione di libri, la sera dei concerti. Quindi se venite alle Ciminiere troverete sempre qualcosa. Siete attivi, siamo attivi, vi aspettiamo. Grazie a Francesca Vitale, che è la direttrice artistica del Fringe Festival. Insieme a Renato Lombardo, che ringrazio per la... E salutiamo. Attività. E grazie anche a Pietro De Nova, che è un attore che però quest'anno non fa il Fringe Festival, ma si occupa di altro, perché è di casa, ci viene a trovare ed è un piacere. Prima però di fermarci per le pillole dell'almanacco, c'è una notizia che devo dare, perché è appena battuta dalle agenzie, la leggiamo insieme. Ci sono degli arresti importanti, un sequestro da 9 milioni e 4 provvedimenti di arresti domiciliari e misure interdittive. Questo è il bilancio di un'indagine della Procura europea e dei PM di Marsala su un giro di corruzione e su frode all'Unione Europea che vede coinvolto l'ex senatore Antonio Papania tra i destinatari del provvedimento restrittivo e alcuni consiglieri comunali. L'inchiesta riguarda 2 centri di formazione. Gli indagati avrebbero utilizzato indebitamente più di 8,7 milioni di euro del Fondo Sociale Europeo destinati alla formazione professionale. Il denaro sarebbe stato dirottato per spese personali e per il movimento politico di Papania. Le pillole di almanacco e ci ritroviamo subito dopo. Il 17 ottobre è lo Spreadsheet Day, la giornata mondiale dei fogli di calcolo. Dan Bricklin fu l'inventore del foglio di calcolo, cioè un foglio elettronico da poter utilizzare come programma di produttività personale. È un software che dà la possibilità all'utente di elaborare dati, di eseguire calcoli e di realizzare delle rappresentazioni grafiche. Ha le caratteristiche di una tabella al cui interno possono essere inseriti numeri, dati e formule. Si festeggia il 17 ottobre perché è la data in cui venne rilasciato VisiCalc, il primo programma di fogli di calcolo per personal computer, sviluppato per il computer Apple II nel 1979. Ma quali sono le leggi che governano un moto?
Sono 3 ed indicano il rapporto fra la massa dell'oggetto, le forze che agiscono su di esso e l'accelerazione che ne risulta. Le leggi del moto furono pubblicate da Isaac Newton nel 1687. Sebbene siano sufficientemente precise per molte applicazioni, nel 1905 Albert Einstein spiegò che queste leggi vengono meno quando gli oggetti si approssimano alla velocità della luce. Di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia. C'è un'altra notizia dalle agenzie: ha accoltellato la madre colpendola con una decina di colpi perché si era rifiutata di dargli i soldi per comprarsi della droga, del crack di cui pare facesse uso. Questa è l'accusa contestata dalla polizia al figlio della donna, un uomo di 32 anni che è stato arrestato in flagranza di reato per tentato omicidio da agenti della Volante della questura di Catania. La donna è stata portata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro. Adesso andiamo da Marco Amato per vedere cosa ci dicono le stelle. Tazzina più sobria stamattina rispetto a quelle viste nelle ultime giornate. Buongiorno Marco. Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Sobria ma straniera, è francese e viene da Lione. Una tazza di design contemporaneo che mi è molto piaciuta nelle mie scorribande lionesi, una città che amo tanto e che consiglio a tutti di visitare. Andiamo a noi, oggi è una giornata in cui parleremo ancora un po' di musica e in particolare mi ha incuriosito molto Tananai che propone il suo nuovo album che si chiama Cobra Calmo. Un cobra calmo. A me per esempio dicono che sono dolce, io rispondo sempre che sono un varano con lo zucchero, quindi risulto dolce, ecco. Quindi questo fantasioso titolo di questo nuovo LP con cui Tananai ricalca le scene, ed ecco che Tananai agli occhi delle stelle è un toro. Il toro, come ho spiegato questa settimana, ho fatto anche altri esempi zodiacali, per adesso vive il transito di Urano, pianeta della forza di decisione. Il pianeta riguarda soprattutto le aree acquariane, quelle della fantasia, dell'estro e della creatività. Urano però è anche un grande decisionista, infatti Toro quest'anno, dopo un anno un po' rocambolesco e pieno di vicissitudini, in quest'autunno finalmente stanno avendo i risultati di tutti gli sforzi compiuti e finalmente addivengono a delle produzioni proprie e delle stabilità che da tempo anelavano. Quindi in bocca al lupo a Tananai e a tutti i Toro. Oggi è una giornata un po' particolare perché la Luna e Venere cambiano completamente l'assetto zodiacale. Le signore dello zodiaco, infatti, Luna si compre piena in Ariete, mentre Venere dallo Scorpione passa al Sagittario, quindi viva il fuoco e fiamme allora per le signore passionali dello zodiaco, quindi porteranno Ariete, Leone e Sagittario in pole position, sono i migliori dello zodiaco per oggi e per un bel po' di tempo lo saranno. Ecco che la Venere in Sagittario fa recuperare al Sagittario tutta la fiducia possibile. Venere è anche il pianeta della fortuna minore, quindi concretizzazioni importanti. La Luna in Ariete fa ripartire tutto lo zodiaco. È ben contento anche il Leone, proprio perché finalmente ritrova l'immagine di sé e la sua collocazione nel mondo. Se va bene il fuoco, va bene anche agli Arii, in particolare Acquario e Gemelli, che ritrovano creatività e comunicativa. Anche la Bilancia, anche se la Luna è in opposizione, perché Venere è tornata di nuovo amica e Venere, si sa, è il loro pianeta. Chiaramente un po' più rallentati gli Acqua, che hanno avuto comunque un bellissimo momento nelle ultime settimane e che ora devono mantenere le posizioni conquistate. Pesci, Cancro e Scorpione. I Terra un po' più rallentati in questa situazione. Toro, Vergine e Capricorno devono un pochino aspettare condizioni planetarie migliori. E detto questo, auguro a tutti una splendida giornata e stasera vi raccomando, ammirate la luna piena in Ariete. Buongiorno Sicilia. Grazie Marco, buon caffè, ci vediamo domani. Vado da Marco Carli adesso. Facciamo una piccola parentesi di sport, Angelo, con la Gazzetta dello Sport nella nostra rassegna stampa, perché c'è un nome su tutti che è quello di Sinner, capace di vincere sempre. Lo troviamo
troviamo nel titolo sotto la testata sulla Gazzetta dello Sport. Oggi c'ha Djokovic in semifinale, stiamo parlando del Six King. Ieri ha battuto Medvedev con un secco 6-0, 6-3. E poi c'è il calcio, perché Pogba sembra voglia ritornare, dice voglio la Juve, saggio e forte, mi sento nuovo, per restare rinuncerei a dei soldi. Motta giudicherà con i suoi occhi, dice Pogba. E poi chi sale e chi scende, fra Milan e Inter, scende Leao, i tormenti di Leao, Fonseca lo vuole più leader, invece dall'altra parte c'è Lautaro nell'Inter che è stato incoronato pallone d'oro da Messi e lui invece sogna, caro Angelo, la Champions League. Beh, i sogni dai, non si possono negare a nessuno, poi per un attaccante come Lautaro, che è un grande bomber, chissà che non possa centrare questo traguardo, questo obiettivo. Ci dobbiamo fermare, finiamo qui la trasmissione di oggi, però come sempre ci salutiamo in musica. Il nostro accade oggi viene accompagnato da una colonna sonora importante con Eminem e Rihanna, con una canzone che si intitola Love the Way You Lie. Grazie a tutti e ci rivediamo domani mattina.